Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Forse la gelosia all'origine dell'omicidio-suicidio di Palermo. Marito e moglie trovati morti in casa. La donna, agente di polizia municipale, aveva una pistola in mano. Sconvolti i colleghi, sempre stata tranquilla. A dare l'allarme la figlia della coppia. Il ministro Urso battezza il patto delle ACI con 8 milioni di finanziamento ai comuni dell'area e sulla vicenda ex Bluetech assicura nessuna battuta d'arresto in attesa della decisione del TAR. Sanità e caos, liste d'attesa a Messina, oltre 2 anni per una visita specialistica. ASP e Policlinico decidono di aprire gli ambulatori anche la domenica mattina. I fari dell'antimafia sull'istituto zooprofilattico di Palermo, l'ente è commissariato da 9 anni, c'è il sospetto che siano stati commessi illeciti amministrativi. Controlli contro l'abusivismo a Catania provocano il fuggi-fuggi di ambulanti alla pescheria. In via Santa Maria la Grande un parcheggiatore è stato trovato con 40 chiavi di auto. Il lavoro in Sicilia, Assoesercenti denuncia la mancanza di figure professionali e un calo di assunzioni del 14% rispetto allo scorso anno. Fine settimana di bel tempo in Sicilia, diverse le iniziative a Catania tra spettacoli teatrali ed eventi all'aria aperta. La scelta di pedonalizzare piazza Federico di Svevia divide i catanesi. Calcio, il Palermo domani riceve l'Ascoli, mister Mignani, occorrono i fatti, dobbiamo tirare fuori il carattere. Rigettato il ricorso del Taranto, è stata definita la griglia dei play-off. Il Catania entrerà in scena il 14 con il primo turno della fase nazionale. Bentrovati, forse la gelosia all'origine dell'omicidio-suicidio di questa mattina in piena zona residenziale di Palermo. Un agente di polizia municipale ha ucciso il marito con la pistola d'ordinanza e si è tolta la vita. La coppia dopo una separazione era tornata insieme. Manlio Viola. Si terranno la prossima settimana le autopsie sui corpi di Pietro Delia e Laura Lupo, i coniugi di 65 e 62 anni trovati morti nella loro casa e nel pieno centro residenziale di Palermo. Nonostante la prudenza del medico legale, ci sono pochi dubbi su quanto è successo questa mattina tra le 6:30 e le 7 nell'appartamento di via Notarbartolo. La donna, un agente di polizia municipale in servizio presso gli uffici del giudice di pace, avrebbe impugnato la pistola d'ordinanza e avrebbe fatto fuoco contro il marito. 4 colpi che lo hanno raggiunto al torace e all'addome. Poi avrebbe rivolto l'arma contro di sé, ferendosi mortalmente prima al collo, poi, per essere certa di uccidersi, anche alla testa. A scoprire i cadaveri i vigili del fuoco, chiamati dai vicini e dalla figlia che non riusciva a mettersi in contatto con i genitori. La ragazza aveva un appuntamento con il padre per andare allo studio di commercialista che si trova in via Niccolò Gallo, nel quale lavoravano insieme. Ieri sera avevano cenato fuori tutti insieme e nessuno poteva presagire cosa sarebbe accaduto all'alba di oggi. Sconvolta la famiglia, ma anche i colleghi, a partire dal comandante della polizia municipale. Lo conferma anche Nicola Scaglione, vigile urbano e segretario del sindacato CSA, accorso sul posto. A caldo ti posso dire che nessuno di noi poteva immaginare una cosa del genere. Non potevamo immaginare una sciagura del genere di una persona che tutti stimiamo e tutti vogliamo bene e che ha sempre avuto un comportamento sereno, tranquillo, mai dato un minimo di pensiero sotto questo punto di vista, quindi siamo sconvolti. Le indagini sono condotte dai carabinieri, ma già esplodono le polemiche. La CGIL parla di tragedia annunciata e prepara un esposto in procura sulla mancata applicazione delle norme che regolamentano l'uso delle armi da parte dei lavoratori del comparto della sicurezza, norme che prevedono dei corsi di aggiornamento alle visite periodiche al personale armato. Una sparatoria si è verificata nel pomeriggio in pieno centro a Mister Bianco, a pochi passi da Catania. Ad aprire il fuoco è stato un uomo che, sotto lo sguardo attonito di alcuni clienti di un bar di via Giacomo Matteotti, ha esploso 3-4 colpi di pistola all'indirizzo di un 50enne che adesso si trova ricoverato ma non è in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri della tenenza di Mister Bianco, mentre la procura di Catania ha aperto un'inchiesta. Ad Acireale, comune capofile, è stato formalizzato il finanziamento di 8 milioni di euro per rilanciare il patto delle ACI. Presente anche il ministro Urso, che ha chiarito il caso della ex Bluetech e rassicurato non ci sarà alcuno stop. Tonino De Mano.
7 milioni di euro ai comuni ed 1 ai privati. È ufficiale il finanziamento che rilancia il patto territoriale delle ACI formalizzato ad Acireale dal ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Un progetto che rilancia le ambizioni turistiche di un territorio dalle grandi potenzialità che può sfruttare il mare, l'Etna, la cultura e la tradizione, e naturalmente il pensiero corre al Carnevale di Acireale e perché no alle terme che in quest'ultimo caso attendono notizie concrete dalla regione. Acireale capofila, Aci Catena, Aci Castello, Aci Sant'Antonio, San Gregorio di Catania e Valverde ora possono pianificare una serie di progetti mirati a creare sviluppo, occupazione e benessere. A fare gli onori di casa il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo. Non vogliamo, come è successo in passato, disperdere tutti questi finanziamenti, quindi realizzare cattedrali nel deserto o singoli interventi nei comuni. Vogliamo che l'intervento sia unico, globale e che individui in questo territorio un territorio importante che possa accogliere dal punto di vista turistico-culturale tantissima gente. La presenza del ministro Urso è stata anche l'occasione per affrontare il caso dell'ex Blue Tech di Termini Imerese con le società escluse dall'assegnazione del bando che puntano il dito contro il gruppo Pelligra. E lo stesso Urso a chiarire la questione. Noi siamo sicuri di aver fatto un ottimo lavoro e che l'assegnazione sia stata pienamente rispondente alle regole, peraltro a un soggetto molto importante e significativo sul piano internazionale che ha già realizzato con successi la riconversione di 3 parchi industriali, 2 dei quali derivanti appunto dalla dismissione della produzione automobilistica in Australia e può certamente farlo anche in Sicilia. E le procedure sono state estremamente corrette, poi ovviamente ognuno ha le sue competenze, quindi anche il TAR ha le sue, giudicheranno i giudici del TAR ove il ricorso fosse presentato al TAR. A Messina è caos per le liste d'attesa per delle visite specialistiche, si può attendere anche più di 2 anni. ASP e Policlinico hanno deciso così di aprire gli ambulatori anche la domenica mattina. Francesco Triolo. 2 anni e 2 mesi per una visita medica per approfondire la gravità dell'osteoporosi che lo screening gratuito e sperimentale effettuato al Policlinico gli aveva diagnosticato. È la vicenda di un paziente che ha scritto una lettera ai vertici dell'azienda universitaria e all'assessorato regionale alla salute e che ripropone con evidenza il tema delle liste d'attesa. E non è un caso isolato, un altro riguarda un signore che deve attendere anche lui 2 anni e 2 mesi per una visita specialistica alla mandibola. Sono migliaia i cittadini in queste condizioni, nonostante gli annunci e le promesse delle scorse settimane dei manager di ospedali ed ASP. Stiamo pianificando tutta una serie di interventi, dalla raccolta dei dati che già è completa, e a breve avremo un quadro chiaro per poter intervenire e abbattere le liste d'attesa nella maniera più ottimale possibile. Noi ci poniamo come obiettivo strategico e anche abbastanza impegnativo entro il 31 luglio. La ricetta dell'ASP, seguita dal Policlinico, è quella di aprire le visite il sabato e la domenica mattina, anche perché le visite mediche dovevano essere smaltite entro lo scorso 31 dicembre, ma dopo 5 mesi non c'è stato riscontro ed i tempi si allungano. Per una visita dermatologica il tempo d'attesa medio è di 4 mesi, anche 1 anno per una colonoscopia, tra 6 e 8 mesi, mediamente per TAC, risonanza magnetica, visita pneumologica, ecografia o per una visita psichiatrica legata ad altri disturbi psicologici. A Monreale è stato ricordato il capitano Emanuele Basile, ucciso dalla mafia 44 anni fa. Sentiamo Marco Gullà. 44 anni fa veniva ucciso il capitano dei carabinieri di Monreale Emanuele Basile durante la notte del 1980, giornata di festa a Monreale per la ricorrenza del Santissimo Crocifisso. Il capitano era di ritorno in caserma con la moglie Silvana e la figlioletta Barbara in braccio dopo i festeggiamenti cittadini, quando veniva barbaramente ucciso da 3 sicari di Cosa Nostra, subito arrestati dai carabinieri intervenuti. Oggi la commemorazione a Monreale. Nel corso del suo intervento il generale Giuseppe Spina ha definito il capitano Basile vittima di un vile e feroce agguato mafioso, nonché servitore dello Stato che si era opposto a Cosa Nostra, accettando di mettere a rischio la propria vita e citando le parole del giudice Paolo Borsellino, che testualmente disse: il capitano Emanuele Basile è morto per quello che ha fatto e per quello che ancora avrebbe dovuto fare.
La Commissione regionale antimafia apre un fascicolo sullo zooprofilattico di Palermo. Un esposto della CGIL sull'istituto, commissariato a 9 anni, solleva dubbi sull'utilizzo dei fondi, ben 23 milioni di euro. Manlio Viola. I fari della Commissione regionale antimafia si accendono sulla gestione commissariale, ormai quasi decennale, dell'Istituto Zooprofilattico della Sicilia. La Commissione regionale ha aperto un fascicolo conoscitivo. Non si tratta di una indagine vera e propria perché l'antimafia in Sicilia non ha questi poteri che sono riservati invece alla Commissione antimafia nazionale, ma soltanto di una verifica politica sulla situazione. Tutto parte da un esposto della CGIL sulla gestione della filiera dei controlli sulle carni che è affidata ai servizi veterinari delle ASP, ma che prevede analisi di controllo effettuate e validate proprio dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia. Queste ed altre attività sono svolte per legge e finanziate con circa 23 milioni di euro l'anno dallo Stato, che arrivano alla Regione che li trasferisce direttamente all'Istituto. L'esposto CGIL ipotizza irregolarità di varia natura che dovranno essere accertate anche dalla Corte dei Conti, ma intanto la Commissione ha tenuto un'audizione dell'assessorato alla salute e prevede altre attività ispettive. La verifica politica riguarda il sistema di vigilanza. Sullo zooprofilattico infatti deve proprio vigilare uno specifico servizio del DASOE, ovvero uno dei 2 dipartimenti dell'assessorato regionale alla salute. Nel fascicolo anche il lungo commissariamento durato appunto 9 anni e i ben 3 passati dall'avviso pubblico per nominare il nuovo direttore che ancora non è stato individuato. Una nomina comunque che dovrebbe essere addirittura d'arrivo da parte del governo Schifani. Il sindaco di Agrigento Miccichè difende con forza in consiglio comunale la nomina di Gaetano Di Giovanni, capo del suo ufficio STAP e comandante della polizia locale, che adesso si trova ai domiciliari per corruzione. L'ho fatto, dice, per amore della città, ma è bufera. Fa Davide Sardo. La nomina del super dirigente Gaetano Di Giovanni, comandante della polizia locale di Agrigento, arrestato nelle scorse settimane per corruzione nell'ambito di una delicata inchiesta della Procura di Palermo, approda in consiglio comunale. Il sindaco di Agrigento Franco Miccichè, invitato dai consiglieri, fornisce in aula la sua versione sulla scelta di affidare al dirigente delicati incarichi, in ultimo quello di capo dell'ufficio staff del primo cittadino. Miccichè rivendica con forza la nomina di Gaetano Di Giovanni, pur ammettendo subito: forse ho sbagliato, ma per amore della mia città. Devo far volare e decolare gli uffici che sono lenti, lentissimi. E io a mio avviso, secondo il mio punto di vista, uno dei dirigenti che poteva aiutarmi a livello burocratico velocemente per accelerare alcuni processi amministrativi, per me era il dottore Di Giovanni. E sapete bene voi come era appellato per le sue capacità di velocità amministrativa. Se poi fuori dal comune di Agrigento, fuori da questo comune, fuori da questa provincia, poi lui facesse altre cose, questo a noi non interessa. Tempi duri per gli ambulanti a Catania, sequestri e multi alla pescheria con alcuni operatori non in regola in fuga tra i banconi, stanati anche 4 parcheggiatori abusivi. Tonino De Mana. Ambulanti abusivi in fuga alla pescheria, parcheggiatori altrettanto abusivi che scappano per sottrarsi alle forze dell'ordine. A Catania, tempi duri per chi non rispetta le leggi o per chi, ancor peggio, cerca di eluderle con artifizi vari. Carabinieri e polizia locale con il supporto di NAS e ASP hanno effettuato controlli a tappeto allo storico mercato della pescheria, dando vita ad un fuggi generale sotto lo sguardo incuriosito dei turisti. Non si trattava infatti di acquirenti indaffarati pronti a correre ai fornelli per cucinare prelibate pietanze, ma di operatori non autorizzati o non in regola per mancanza di tracciabilità del pesce in vendita, per carenze igienico-sanitarie nelle modalità di conservazione degli alimenti o per mancanza di licenza per la vendita ambulante. Sequestrati oltre 120 kg di pesce, tra cui gamberoni, merluzzi e orate, mentre ai trasgressori sono state elevate multe per 5.000 euro. Giro di vite anche contro i parcheggiatori abusivi. Il caso più eclatante si è verificato in via Santa Maria la Grande, dove un cinquantenne è stato trovato in possesso di 40 chiavi di auto, spostandole all'occasione e parcheggiandole anche in doppia o tripla fila. Ed altri 3 abusivi, 2 catanesi ed un extracomunitario, sono stati rintracciati e sanzionati in Piazza Europa.
E restiamo a Catania. Una 17enne colombiana in pigiama ha percorso un lungo tratto della metropolitana Catania ed è scesa sui binari alla stazione Piazza Galatea nel centro della città ed è stata recuperata dalla polizia alla stazione San Nullo in evidente stato confusionale. A dare l'allarme sarebbero stati alcuni passeggeri presenti alla stazione Galatea e gli addetti al sistema di videosorveglianza della metropolitana, che hanno immediatamente bloccato i treni che sono rimasti fermi dalle 7:10 alle 7:55 di questa mattina. Una decina di voli sono stati dirottati su Palermo, Trapani e Comiso a causa del forte vento che ha sferzato lo scalo Fontanarossa di Catania. A Comiso sono stati dirottati voli provenienti da Nantes, della EasyJet e della Wizz Air da Varsavia. A Palermo il Ryanair proveniente da Tirana e da Milano Malpensa, l'ITA proveniente da Milano e l'EasyJet da Londra e il Bruxelles di Bruxelles. Infine a Trapani il Ryanair che proveniva da Malta. E adesso ci fermiamo, facciamo una breve pausa, ci vediamo tra poco. E parliamo di lavoro. In Sicilia c'è un paradosso: il lavoro c'è ma mancano le figure professionali, anche nei settori vitali per l'economia dell'isola. La proiezione di Assoesercenti parla di 85.000 contratti disponibili, con un calo però del 14% rispetto allo scorso anno. Desiree Ferlito. In Sicilia, secondo i dati analizzati dal centro studi di Assoesercenti, nel periodo da aprile a giugno sono previste circa 85.000 assunzioni, ma i dati parlano in maniera inequivocabile. Registrano un calo del 14% di occupati rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In flessione il settore turistico, alloggio e ristorazione con un meno 8,5%. La Regione Sicilia nella legge di stabilità di dicembre 2023 ha deliberato una serie di aiuti a favore dei datori di lavoro per incentivare le nuove assunzioni e per la trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. Purtroppo la nota dolente: ad oggi la Commissione europea non ha ancora rilasciato il nulla osta per rendere operativo tale normativa. Non da meno il problema legato alla formazione, che nega agli imprenditori di reperire le giuste figure professionali adeguate alla necessità dei settori produttivi. Non lo so se queste formazioni sono semplicemente specchio per le allodole, non riesco a capirlo. Devo dire che non sono riuscito in 7 anni che ho lo stabilimento balneare a poter avere dei collaboratori che escono dalle scuole alberghiere. L'unico dato incoraggiante arriva dal settore del commercio, che registra un più 50% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A guidare queste classifiche sono soprattutto Palermo e Catania, che rappresentano il 48% del decremento di assunzioni previste in Sicilia rispetto al 2023. Fine settimana di bel tempo in Sicilia, diverse le iniziative a Catania tra spettacoli teatrali e isole pedonali che continuano però a dividere i catanesi. Emanuela Corsi. Cosa ti piace di più della Sicilia? Il cibo sicuramente e la cultura e la storia. It's amazing place, people. Weekend di sole e di caldo in Sicilia, a Catania sono tante le iniziative per questo fine settimana. Domani il Lungomare Fest, quindi una grande isola pedonale sul lungomare del capoluogo etneo, ma noi ci troviamo in questo momento in un'altra area della città, cioè nei pressi del Castello Ursino, che a breve dovrebbe essere pedonalizzata. Dopo le riunioni operative delle scorse settimane, anche Piazza Federico di Svevia verrà pedonalizzata. Lo ha deliberato la giunta comunale guidata dal sindaco Trantino. Qui sono molti i turisti che quotidianamente visitano l'area dove si trova il Castello Ursino, il maniero federiciano costruito nel XIII secolo, sede del Museo Civico della città etnea. La zona è ricca di attività commerciali, soprattutto ristorative, e sono soprattutto gli esercenti a dirsi contrari all'istituzione di un'isola pedonale permanente. Noi siamo contrari, perché comunque non ha dato un beneficio per noi che lavoriamo qua, anche che lui mette degli autobus, delle cose, e questo in periferia come faccio? Danneggia giustamente le attività commerciali che ci sono qui intorno a Castello Ursino. Se fanno loro un parcheggio buono, si può parcheggiare e allora si può anche lavorare con i ristoranti. Più favorevoli i cittadini. Di sicuro un'isola pedonale giova a tutti quanti,
perché è un'area che solitamente è densamente affollata. Possiamo avere anche i monumenti dove non c'è traffico, che si può passeggiare tranquillamente. Intanto domani nuova domenica di sport e passeggiate a piedi e in bici sul lungomare liberato dal traffico, perché torna il Lungomare Fest. Per gli amanti della danza, teatro, musica e arti visive, Catania invece diventa il palcoscenico di un grande evento giunto alla quinta edizione, il FIC Festival, in scena fino al 12 maggio. E adesso una breve pausa, poi il calcio, parleremo della sfida di domani del Palermo e dei playoff di Catania. A tra poco. Eccoci al calcio, vigilia di campionato per il Palermo che domani al Barbera contro l'Ascoli non può che vincere per blindare il sesto posto. Mignani non cambia modulo, sferza la strada e dice adesso bisogna tirare fuori il carattere, mentre i tifosi del Palermo per 15 minuti saranno in sciopero. Marco Gullà. Il Palermo si gioca un campionato. Domani contro l'Ascoli i rosanero non hanno più alibi. Occorre una vittoria per ipotecare il sesto posto, che è fondamentale per due motivi. Uno, perché nel primo turno playoff i rosanero giocherebbero in casa, e due, perché anche in caso di parità fino ai tempi supplementari il Palermo staccherebbe per meriti di classifica il biglietto per il secondo turno. Ecco perché dal sesto al settimo posto cambia tutto il copione. Ma i numeri in questo momento condannano fermamente la squadra di Mignani, e anche il tecnico è già finito sulla graticola. Indiscrezioni sul futuro lo danno già per partente a fine stagione. Solo la promozione in Serie A potrebbe permettere all'allenatore di rimanere sulla panchina rosanero. Tornando alla sfida di domani al Barbera, il Palermo deve vincere contro l'Ascoli, che però ha la disperata ricerca di punti salvezza. Mignani anche questa volta non cambierà modulo, difesa a 3 e 2 punti levanti che saranno Brunori e Mancuso. Non contano più le parole ma contano i fatti, quindi io è questo che voglio trasmettere al nostro gruppo, che noi possiamo stare a parlare ore e ore e ore, ma adesso contano i fatti. Noi dobbiamo tirare fuori il carattere, dobbiamo cercare di uscirne tutti insieme, dandoci una mano tra di noi. Io spero che ci dia una mano anche la gente di Palermo. A centrocampo Ranocchia partirà titolare, Di Francesco invece agirà da elastico tra centrocampo e attacco. Nell'Ascoli l'ex Nestorowski e lo Spauracchio, tifosi rosanero che per contestazione alla squadra entreranno in curva nord dopo 15 minuti dal fischio d'inizio, che è fissato per le 15. Rigettato il ricorso del Taranto, è stata definita la griglia dei play-off che partiranno il 7 maggio. Il Catania entrerà in scena il 14 con il primo turno della fase nazionale. La squadra allena al Cibalino, nel frattempo la società rinforza l'organico dirigenziale. Francesco Triolo. Gli allenamenti al Cibalino secondo il programma di avvicinamento, il quadro di lavoro che dovrà permettere al Catania di mettere benzina nelle gambe, ma soprattutto di resettare le scorie della stagione, di alleggerire la testa. L'obiettivo è essere lucidi quando sarà necessario, ovvero dal 14 maggio, perché i rossazzurri adesso hanno una grande opportunità, quella di giocare la fase post-season sapendo di non avere nulla da perdere, ma con la consapevolezza delle proprie potenzialità. Intanto si può stare a guardare le avversarie dopo che il collegio di garanzia del CONI ha respinto il ricorso del Taranto contro la penalizzazione di 4 punti inflitta per irregolarità amministrative. La classifica finale del girone C è rimasta immutata e così diventa definitiva anche la griglia del primo turno della fase del girone degli spareggi promozione. Dopo lo slittamento si comincia martedì 7 maggio con Picerno Crotone, Audace Cerignola Giuliano e Taranto Latina. Si gioca in gara secca il secondo turno della fase del girone, che vedrà in campo le vincenti del primo turno e la Casertana. Si giocherà sabato 11 maggio. Il Catania invece è già alla fase nazionale ed entrerà in scena nel primo turno con andata in trasferta il 14 maggio, ritorno in casa il 18 maggio perché è considerata testa di serie. Non si può conoscere ancora l'avversario perché sarà deciso da un sorteggio integrale al termine della prima fase. Se dovesse passare il turno invece il Catania giocherà sicuramente l'andata in casa e il ritorno in trasferta perché sarà la squadra peggiore classificata. La società intanto prosegue nel suo lavoro di rafforzamento dirigenziale. È stata affidata a Salvino Sinatra la direzione dell'area marketing. Toccherà a lui sviluppare iniziative, innovazioni e sinergie per la crescita qualitativa in un settore nevralgico e per valorizzare il brand.
Il Catania Football Club ha prolungato il contratto fino al 30 giugno 2028 al difensore goleador Alessio Castellini. Ad annunciare l'accordo è stato il vicepresidente Grella. Siamo orgogliosi della sua crescita, ha detto il dirigente rossazzurro, e pensiamo che abbia le potenzialità necessarie per coltivare grandi ambizioni. E con questo è tutto, grazie per averci seguito, una buona serata.